Ma vi rendete conto dove siamo? Allora, siamo praticamente dove c'è il Correboi. Passo di Correboi, a Corovai esattamente. Allora, intanto siamo in compagnia di Bobore, che in realtà si chiama Salvatore Guiso. Salvatore Guiso. Oggi noi siamo qui, lui mi ha preso in autostop, diciamo le cose come stanno, mi ha preso in autostop, gli ho fatto tenerezza, mi ha detto Paul ti prendo, ti porto con me e ti porto in un buon agriturismo, è vero? Esatto, all'agriturismo a Sacantonera. A Sacantonera. Però raccontiamo delle cose, tu sei di Orani, Sì. che ci fai qui al Correboi? Stavo andando a visitare a Cristulu, Cocollone. Noi ci siamo già visti da qualche parte, mi sembra, ma può essere che ti ho visto, che so, in Abruzzo? Ah, c'eri anche tu? Sì, Che sei stato ripreso pure dal Canale 5, dalla Rai? sì, avevamo portato le pecore tutte assieme con Gigi Ah, Sanna. tu eri uno di quelli che ha portato le pecore in Abruzzo? Esatto. Ecco dove ti ho visto. Sì. E poi ti ho visto da un'altra parte. Ti ho visto da un'altra parte. Dove ti Al posso circo di Lidia Togni magari. C'eri a anche Olbia. tu? Sì. Non ci credo. Ma cosa stai facendo tu al circo di Lidia Togni? Ero in compagnia di Gigi e poi ho trovato anche a voi. Gigi? Sanna, di Stentale. Ah, gli Tutto il Stentales. gruppo, sì. Scusa, tu lo conosci Gigi Sanna? Gli Stentales? Sì? Ah, ok. Allora, ragazzi, qui siamo in... Vedete, il posto è meraviglioso, tanta neve, cioè è un'emozione stare qui e andremo e peggiorerà. Ma come mai a marzo c'è tutta questa neve? Marzo a Passarello, lo sai come il tempo come va, la neve scende anche questo periodo. Anche adesso sta iniziando a scendere. Sta iniziando a scendere anche adesso. Allora, diciamo due cose, tu sei di Orani, dicevamo, però ti ricordi qualche storia anche particolare, visto che tu vivi in mezzo agli animali, perché comunque tu sei Sì, un anche allevatore, dei- no? No, facevamo da commercio del bestiame, più che altro so come vivono i pastori in questa zona con Come la vivono i trasumana. pastori in questa zona? Non molto bene in questo periodo, specialmente perché devono portargli dal mangiare alle bestie, perché logicamente essendo tutto unificato non possono pascolare, quindi sono obbligatoriamente devono portargli dal mangiare sia fieno che mangimi e tutto quanto. Questo a E prescindere dal freddo. A prescindere dal freddo, è un tipo di vita un po' pesante, non è che da immaginare come si può allevare una bestia in una scuderia al caldo e tutto quanto. Qui la vita è un po' dura. Ho Basta visto vedere delle il paesaggio. pecore anche, insomma, al freddo. Sì, gliele viste quando anche tu. C'erano delle belle mucche, vacche che pascolavano, ma l'animale poi col freddo, cioè come vive il freddo l'animale? È contento, è scontento, preferirebbe che so stare davanti al caminetto? Contento Dico, non penso proprio, assolutamente. quindi l'animale predilige comunque il caldo. Bisogna aiutarlo, logicamente che ha necessità del caldo. Sono animali che sono ambientati già in questo clima e quindi non soffrono come una bestia in una bassa pianura dove non fa il freddo che fa in queste montagne. Però diciamo le cose come stanno, diciamo le cose come stanno, questo freddo aiuta però a far fuori eventuali virus, microbi, quindi agli Sì, animali fa bene anche per come questo. aria rimane più sana l'aria e tutto quanto, quello non lo metto in dubbio. Logicamente è un clima molto pesante per cui le bestie e gli animali che vengono allevati in questo territorio devono essere aiutati, Certo. logicamente dall'allevatore in modo che stiano bene nel benessere dell'animale, perché da mangiare non è che lo trovano, se non è che mangino neve. Questa è una casa cantoniera, no, che noi abbiamo ritirato dalla provincia e abbiamo deciso di ristrutturare. Era un rudere malmesso, vecchio e malfatto, e sgommento. Giovanni, Dimmi. sei subito partito, ma intanto presentiamo Giovanni Coccolone con noi e come diceva lui, questo è un agriturismo bellissimo, stasera saremo qui a festeggiare una grande giornata. Intanto Giovanni, sono contento di rivederti dopo tanto tempo, l'ultima volta ci siamo visti in Abruzzo. Sì, sì, abbiamo fatto una bellissima avventura con te, Paul. Oltre alla solidarietà ci siamo trovati bene e abbiamo fatto qualcosa di buono, un pochino per tutti. Allora Giovanni, raccontiamo, quindi grazie anche alla provincia siete riusciti a restaurare questa casa cantoniera, l'avete fatta diventare un agriturismo, però raccontiamo esattamente dove siamo, noi già poc'anzi qualcosa l'abbiamo detta, raccontiamo la zona. Guarda, qua la zona si chiama Sarena, è località Sarena. Siamo a un passo dalle porte dell'Ogliastra, dal Correboi, passo Caravai, per rendere conto un po' della zona se qualcuno non la conosce. Immersi quasi nel Gennargentu, a un passo dal Monte Brutto e dal Monte Spada. E niente, siamo in una zona bellissima. Piena di neve? Piena di neve. A piena marzo? piena di neve a marzo, una cosa che non ci stavamo aspettando neanche noi, però è arrivata. Un colpo di coda dell'inverno. Allora raccontiamo intanto come vivono, tu sei
allevatore. Sì, sì, sì. Raccontiamo intanto come vivono gli animali poi in questo periodo, se soffrono. Raccontami un pochettino quella che è anche la tua vita da allevatore. Guarda, la mia vita da allevatore qua niente, noi il bestiame d'inverno siamo costretti a tenerlo chiuso 3 o 4 mesi. Cioè la nostra condizione di allevatore è più precaria di tutti gli altri allevatori, perché se loro stanno male noi stiamo 10 volte più male, cioè immersi nella montagna come siamo costretti ad avere il doppio delle spese per avere la metà del guadagno degli altri. Quindi insomma c'è da parte vostra una grande sofferenza, quindi la sofferenza degli animali nel freddo è anche la vostra. Sì. Noi altri per arrangiarci dobbiamo essere molto multifunzionali, perché qua da noi il bestiame, no, è pressoché una cosa morta. Se dobbiamo andare con i prezzi del latte che ci sono e con le cose che stanno andando, cioè non riusciremo a campare. Dobbiamo aggiornarci a fare delle altre cose, cioè essere multifunzionali. Ti faccio una domanda, Giovanni, ma si parla tanto di crisi, noi ne parliamo spesso, sai, di crisi perché in questi ultimi anni insomma l'Italia è stata messa praticamente per terra, pochi soldi, si riesce a sopravvivere in maniera non bellissima, gli allevatori ancora di più soffrono questa crisi. Cioè, come vedi tu insomma quello che sta succedendo in questi anni e qual è poi il progetto, il prospetto per il futuro secondo il tuo pensiero? Guarda, la crisi c'è, è enorme la crisi che sta arrivando e che è anche arrivata qua da noi. Quindi non è finita? No, secondo me è una cosa che sta appena iniziando, perché non possiamo aspettarci col mercato globale che il latte aumenti di prezzo o cose del genere. L'unica cosa per salvare noi altri è, come ho detto prima, che riusciamo a diventare un pochino multifunzionali, cioè un lavoro unico per una persona non esiste, si deve adattare a fare tantissime cose, dall'allevatore all'ortolano all'agriturismo, insomma deve essere multifunzionale a fare sui littidi. Se no siamo rovinati. Noi stiamo giocando scherzando, ma in realtà questo è sicuramente un argomento che sta caro a tutti noi, perché sai, Berlusconi dice ma la crisi ormai, il governo dice ormai la crisi è finita, ma questa crisi tu mi stai dicendo che invece sta iniziando. Anch'io sono d'accordo con Berlusconi, la crisi è finita per lui. La crisi è finita per lui perché molto probabilmente non è neanche mai iniziata per lui la crisi. Per noi altri poveri diavoli e poveri lavoratori non lo so, lasciamo deciderlo a ognuno lui. Ascolta, ma in percentuale il costo, cioè il costo del latte, faccio un esempio, insomma, della carne, quanto in meno state incassando? Guarda Paul, io ti dico una cosa. Come percentuale? Sì, sono state fatte delle statistiche, non da noi, qua in montagna. Per produrre un litro di latte ci vogliono 80 centesimi. Noi lo stiamo vendendo per produrlo. Noi lo stiamo vendendo a 60. Cioè ci stiamo mettendo 20 centesimi al litro? Quindi ci stiamo mettendo 20 centesimi. L'unica nostra colpa è che non siamo dei broker affaristi che lavoriamo per i soldi. Ci sono delle cose fatte da generazioni, aziendine che sono state lavorate dai nostri nonni e dai nostri padri, no? E sono quasi una sorta d'affetto che non vogliamo mollare, se no ognuno di noi sicuramente in campagna non ci sarebbe rimasto, avrebbe mollato baracca e baracchino e sarebbe andato via. Cioè tu mi stai dicendo che praticamente un litro di latte prodotto qui in Sardegna costa meno di un litro di latte che arriva da fuori? Sì. Ma come può essere una cosa del genere? Questa cosa noi non lo sappiamo, a quello che sappiamo noi sappiamo che nel continente ci sono dei caseifici, delle industrie casearie che pagano il latte a 90-95 centesimi, a noi ci viene remunerato a 60, non sappiamo perché, non sappiamo se può lavorare l'antitrust, non sappiamo le cose come vanno, sicuramente saranno dei giochi politici oppure saranno dei giochi d'impresa che spesso e volentieri noi poveri allevatori non riusciamo a capire. Mi stai dicendo delle cose insomma abbastanza importanti. Io dico quello che riesco a capire nel mio piccolo Paul. Chi fa gli introiti su queste cose qua sicuramente l'ha capito molto meglio di me di come funzionano le cose. Mamma mia ragazzi, che fatica la vita. Ma meno male che ci rifacciamo gli occhi ammirando questo panorama, in qualche modo, come dire, ci scherziamo anche un po' su, ma in qualche modo uno dice continuiamo ad andare avanti nella nostra vita e di andare. Raccontami, dobbiamo un attimino cercare anche di, come dire, passare questa cosa qui perché... Sì. Ma raccontami qualche aneddoto della montagna, di questa montagna che tu conosci molto bene, qualche aneddoto che ti rimane nel cuore, una vecchia nevicata,
Raccontami qualcosa, Giovanni. Guarda, quello lo sentivo da mio padre sempre, una nevicata qua da noi che è stata una cosa impressionante ancora negli annali e negli scritti, è stata la nevicata del 56. Che La famosa la nevicata. famosa nevicata del 56 che aveva bloccato il paese, aveva bloccato tutte le attività. Perché tu sei di Fonni, Sì, sì, dobbiamo dirlo ai nostri telespettatori. Sì, io sono di Fonni. E niente, però nevicate, cioè il disagio della neve, noi lo viviamo quasi tutti gli inverni a livello di allevatori. Vorremmo che la neve non diventasse un disagio per noi, tramite te, Pollo, tramite altre televisioni, che la facessi conoscere a chi non la conosce la neve, usarla per il turismo, usarla per non lo so, per un altro incentivo per la montagna, ecco. Lo speriamo. Viva la montagna, viva la neve e grazie a Giovanni Cocclone che è stato con noi e noi continuiamo a raccontarvi questa giornata in montagna, qui ai piedi del Gennargentu, a pochi passi da Fonni, da Orgosolo, sto andando bene? Sì. Siamo proprio centrali, qua in località Ontonera siamo un tiro di schioppo dappertutto. Vediamo Orgosolo, vediamo il sopramonte di Orgosolo, se facciamo 1 chilometro riusciamo a vedere dal Correboi le porte dell'Ogliastra per rendervi conto di dove siamo e niente, tutto le valli dei paesi di Fonni. Ma che bello! Viva la Sardegna! Grazie Paul, viva voi che siete venuti a trovarci!